una legge regionale che promuova un alimento così importante come il gelato sia fondamentale. Non a caso una regione a noi vicina, il Friuli Venezia Giulia, ne ha appena approvata una simile, quindi credo sia un'iniziativa interessante, mettendo in chiaro alcuni elementi di contesto. È chiaro che il gelato non lo hanno inventato i veneti, è chiaro che probabilmente i veneti lo hanno esportato, fatto conoscere nel mondo e del nord Europa, essendo un popolo di migranti, e quindi in particolar modo i gelatai bellunesi del Cadorino, non trovando lavoro in questo territorio fin dall'inizio del Novecento, hanno scelto di emigrare e cercare fortuna in altri paesi attraverso anche la diffusione di questo mestiere artigiano. Quindi un progetto di legge che deduco nasca in relazione all'attività di Fondazione Cortina, delle Olimpiadi, delle montagne bellunesi, che può essere un elemento che caratterizza e arricchisce la già ricca tradizione enogastronomica di questi territori. Quindi tutto bene. Il problema è, dovrebbe essere il mestiere che noi siamo chiamati a fare, tradurre un'idea e un'intenzione in una legge che abbia una finalità chiara, degli obiettivi definiti e delle procedure chiare. Ora, il problema è che, a mio giudizio, questo progetto di legge parte dai migliori propositi, ma si tradurrà in una legge che in realtà non contribuirà per nulla all'ottenimento, al perseguimento delle finalità dichiarate, cioè la promozione del gelato artigianale nella nostra regione, ma avrà una finalità ben diversa, che è quella prevista dall'articolo 4 e su cui poi torno. Cerco di spiegare meglio a cosa mi riferisco. La finalità principale indicata dalla legge all'articolo 1 è sostanzialmente una finalità collegata al tema della sostenibilità. In particolare si fa riferimento alla salute, all'ambiente, alla filiera corta, alla bassa emissione di sostanze inquinanti, tutti concetti assolutamente condivisibili che dovrebbero essere proprie non solo delle produzioni artigianali tradizionali, ma un obiettivo di tutto l'impianto produttivo di questo territorio, ma una finalità che è molto diversa da quella dichiarata dal relatore nella relazione, perché ovviamente la sostenibilità non è l'unica o la principale finalità che noi dovremmo porci nel momento in cui vogliamo valorizzare un prodotto come questo. E difatti la poca chiarezza rispetto al concetto di gelato artigianale si evince nel momento in cui la legge prova a definirlo all'articolo 1,3, perché definire il gelato tradizionale come una preparazione inizialmente liquida va esattamente nella direzione opposta a quella dichiarata dal relatore, cioè di voler distinguere giustamente tra il gelato industriale e il gelato artigianale, perché il prodotto semilavorato, che a detta del relatore dovrebbe essere l'elemento che lo spartiacque tra il gelato artigianale e il gelato industriale, è invece nella premessa e nella definizione di gelato artigianale acquisito come elemento di fatto. E l'unica distinzione che viene posta tra gelato artigianale e gelato industriale, nell'articolo 1 che detta appunto l'oggetto e la finalità, e nella definizione del gelato artigianale, è la metodologia di produzione, in particolar modo in riferimento alla quantità di aria inserita nel processo di mantecazione. Ora, la legge dice che vuole tutelare il gelato artigianale inteso come il gelato fatto in base all'antica tradizione, con materie prime controllate, senza l'utilizzo di semilavorati, possibilmente investendo sulla filiera corta e sulla sostenibilità, ma poi mi definisce il gelato artigianale soltanto sulla base delle modalità di preparazione del prodotto. E questo io credo sia una contraddizione che deriva dal fatto che forse non c'è chiarezza rispetto agli obiettivi e che la finalità della legge non è tanto investire su un prodotto tipico del nostro territorio quanto elargire alcuni finanziamenti. Tanto che l'unico contenuto di natura ordinamentale che questa legge prova a proporre sono queste fantomatiche linee guida per la produzione di gelato tradizionale, che però
non dicono nulla rispetto, non indicano alcun criterio, non consentono in legge di mettere a fuoco quale può essere dunque il discrimine appunto tra il gelato che si vuole, la produzione che si vuole tutelare e tutto il resto, facendo riferimento peraltro ad alcuni elementi, ad alcuni contenuti che a detta del proponente queste linee guida dovrebbero contenere, discutibili anche dal punto di vista tecnico, perché i criteri di classificazione delle gelaterie e i laboratori che producono il gelato tradizionale non è nella disponibilità del legislatore regionale, nel senso che ovviamente i laboratori si distinguono in artigianali e industriali e questa distinzione la definisce la Camera di Commercio attraverso alcuni parametri che valgono a livello nazionale. Dunque non so quale possa essere la classificazione introdotta. Le metodologie, i processi di produzione, gli ingredienti vietati sono stabiliti dalla legge, c'è una normativa molto rigida in ambito sanitario che consente l'utilizzo di alcuni prodotti e vieta l'utilizzo di altri. E infine, e vado a chiudere, c'è la parte, diciamo, quella finanziaria, che è quella più rilevante, nel senso che le linee guida dovrebbero essere redatte dalla Giunta in collaborazione con un tavolo tecnico fatto dalle associazioni di categoria, cioè le associazioni di categoria dei gelatieri scrivono le linee guida che devono essere finalizzate a distinguere chi è un bravo gelatiere che fa gelato artigianale e chi non lo è. Diciamo che in generale è sempre meglio evitare che controllore e controllato, chi detta le regole, chi le regole le deve applicare, non si sovrappongono. Ma al netto di tutto questo, facendo finta e ipotizzando che le associazioni di categoria, anche su questo, relatore mi permetto, sarebbe utile specificare le associazioni artigiane di categoria, perché anche Confindustria è una sottocategoria che si occupa del comparto della pasticceria e della gelateria, quindi è chiaro che se ci mettiamo anche quelle nel tavolo tecnico il risultato e l'obiettivo è ancora più difficile da raggiungere. Ma ipotizzando anche che le associazioni artigiane di categoria insieme alla Giunta possano correggere quelle che a mio giudizio sono delle sfocature rispetto al tema principale, cioè la definizione del gelato artigianale, e costruire delle linee guida attendibili, uno si aspetta che il finanziamento consistente, 100.000 euro sono moltissimi, vedremo tra pochi minuti per leggi molto più rilevanti e impattanti sul punto della sostenibilità che vengono stanziate medesime risorse. Quindi questi 100.000 euro, che sono tantissimi, uno dice dovrebbero essere utilizzate e finalizzate esattamente con l'obiettivo di promuovere il gelato artigianale, di costruire le condizioni per cui il consumatore sia messo di più e meglio nelle condizioni di distinguere la qualità di un prodotto artigiano dalla qualità di un prodotto industriale. Invece no, questi 100.000 euro saranno principalmente finalizzati alla promozione e alla realizzazione di manifestazioni di carattere internazionale nel settore del gelato. Ora, se vogliamo dare 100.000 euro alla Fiera Internazionale del Gelato di Longarone, ci sono anche altri modi per farlo. Non c'è bisogno di un progetto di legge regionale. L'iniziativa, peraltro, che sarebbe legittima, stiamo parlando di una delle fiere più importanti a livello mondiale in un comparto economicamente strategico. Ma se io voglio investire sul gelato artigianale, tutti questi soldi li devo finalizzare a chi il gelato lo produce. L'iniziativa di finanziare manifestazioni internazionali del settore del gelato, manifestazioni internazionali del settore del gelato, come se il piccolo artigiano locale del Cadorino avesse qualsiasi tipo di interesse alla fiera internazionale nel comparto del gelato. Se io davvero voglio valorizzare la tradizione gelatiera di questa regione, non mi servono le fiere internazionali, mi servirebbero altri strumenti, possibilmente, lo diceva la correlatrice Guarda, in coordinamento e nel rispetto della normativa europea. Quindi vado a chiudere davvero, ripeto, non abbiamo nulla in contrario, anzi siamo convinti che le produzioni enogastronomiche di questa regione, a partire da quella del gelato artigianale, debbano essere di più e meglio valorizzate, sia per ciò che hanno rappresentato nella storia di alcuni territori di questa regione,
Starebbe però a noi la capacità di costruire delle leggi regionali che sappiano tradurre realmente questa ambizione in fatto concreto. Mi pare che, come per l'articolato che ci è stato presentato, siamo molto lontani da questo obiettivo.